Un sapere tramandato di generazione in generazione che oggi, grazie ai fondi del programma di sviluppo rurale, scopre una nuova vita. È la storia dell'azienda veronese Casa dei Boraccia, situata a Selva di Progno a 1200 metri di altitudine ed dedita fin dai primi anni del Novecento all'allevamento delle vacche da latte. L'azienda, passata di padre in figlio, grazie ai fondi del pacchetto giovani del PSR Veneto 2007-2013, ha potuto effettuare un importante investimento per la riqualificazione della vecchia stalla, trasformata in un moderno caseificio. Questa è la parte del caseificio dove viene fatta la lavorazione. Questa è la caldera, poi abbiamo la stufatura, la macchina per pressare il formaggio e anche la zangola per la produzione di burro. Qui abbiamo la cella di scialatura e di asciugatura, in cui il formaggio viene immerso nella salamoia e poi viene asciugato per poi essere portato nelle celle frigo e di stagionatura. Anche qui è stato usato i fondi dell'Unione Europea, in cui abbiamo costruito una cella frigo e delle celle di stagionatura, in cui abbiamo i nostri formaggi in stagionatura. Oltre al caseificio, sempre grazie ai fondi del PSR Veneto, l'azienda ha potuto dotarsi anche di un nuovo fienile, di altre attrezzature e servizi che hanno ammodernato i sistemi di produzione. Noi misceliamo i vari prodotti che produciamo, che vengono miscelati da questo carro miscelatore che è stato acquistato con il PSR 2007-2013. Anche questo è stato acquistato con il PSR, che è praticamente un trattore isogeometrico e anche reversibile, che è adatto soprattutto per la montagna. Abbiamo costruito anche una vasca per la raccolta dell'acqua piovana, che non è ben visibile perché è sotterranea, che però è molto utile in estate, soprattutto quando c'è quel periodo di siccità e l'acqua è scarsa. Ora Casa dei Boraccia è pronta anche a commercializzare i suoi prodotti, tutti rigorosamente a produzione biologica. La nostra è tutta un'azienda da molti anni nel biologico e stiamo tentando di farci conoscere il più possibile, perché biologico non è che vuol dire necessariamente più buono, però sicuramente vuol dire più sano. Io ci sto bene perché ci sono nato, dopo lo devono dire gli altri se si sta bene o no. Il mio obiettivo è di far sopravvivere anche i miei figli e che stiano il meglio possibile.